Organizzazione dei campionati italiani Moto Master Veneto a cura del Comitato Regionale Veneto. Responsabile della manifestazione Diana Raiteri. Aiutata nella gestione dell'evento dalla Commissione Tecnica Master e dai numerosi volontari. Gruppo ufficiale di gara, giudice arbitro, Mariangela Coppe e Loris Vittoria. Giudice di partenza, Antonio Mirko e Bertola Francesco. Coadiutore, Pissoli Maria. Giudice a disposizione, Cacciolari Francesca, Lucchetti Luciana, Milani Dionira, Piccolini Roberto, Sartore Marco, Bortoli Tommaso, Imperio Giudica, Pellerino Roberto, Copri Alessandra. Cronometraggio automatico a cura della sezione di Venezia, responsabile Marco Riato. Trasmissione streaming a cura dei cronometristi sezione Venezia, responsabile Elena Ventorello. Cronometraggio manuale, sezione Treviso, responsabile Sabrina Colombo. Assistenza medica a cura della Croce Rossa Italiana, sezione di Treviso. E medici della manifestazione, la dottoressa Barbieri Stefania e il dottor Ian Safae. Adesso onoriamo il campionato italiano ascoltando l'inno di Novembre. Siamo quasi pronti per presentare la prima batteria, che è la quinta dei 50 dorso assoluti.
La quinta batteria troviamo in corsia 1 Lola Amelia Irene Maria, corsia Sport Management, corsia 2 Boscolo Maria Sabrina dall'Arcade Nuoto, corsia 3 Gloria Alberto 2001 Padova, corsia 4 Caranta Alvaro del Nuoto Club Firenze, 5 per Gambini Fabio Locale Nuoto, in 6 Gallina Alessandra della CSS e in 7 Sartori Laura Iero Nuoto, mettere tutto dentro le ceste e pronti a partire per questi 50 corsi. Partita anche questa sessione di gara con la prima serie di 50 d'orso, già pronta a entrare la seconda serie, che è la serie numero 4, in corsia 1 Migliorini Viviana, NS Emilia, corsia 2 Boscolo Verde del primo Mira, corsia 3 Danilo Renato del CSS, corsia 4 Via Franca Milena del 2001 Padova, 5 per la Monica Salvatore NS Emilia, in 6 Viva Barbara sempre NS Emilia e in 7 Torinato Cecilia Caviva 2001. Intanto sta per terminare la prima batteria con la vittoria di Caranta Alvaro in 46,72. Alla partenza Migliorin, Boscolo, Danuso, Biaro, La Monaca, Viva Torinato. E siamo già alla serie numero 3, che vede in corsia 1 Benedetto Erika, Roncade Nuoto, corsia 2 per Pariseni, Salvatore Nuoto, 3 Ramanelli Marco, Arco Nuoto, 4 Tomaretto Alessio, GP Nuoto Mira, 5 Maravuti Francesca, Città Sport Vicenza, 6 Gianluigi Davide, Amatori Nuoto, 7 Guerrini Gabriella, Rovino Nuoto e 8 Postura Rossella, Amatori Nuoto. Vediamo l'arrivo della serie numero 4, corsia numero 4 ovviamente in testa anche stavolta e tocca via Franca Milena col tempo di 38,64, Danuso secondo con 45, Boscolo 46,18 a seguire tutti gli altri. In partenza la serie 3.
partita la prima serie, in corsia centrale, Nardo ha finito il miglior tempo, esce subito davanti, frequenza altissima per Nardo che si porta subito in testa, già staccato in mezzo all'unghetto dagli altri, al centro vasca, ormai in un batter doppio già agli ultimi 15 metri, sempre Nardo al comando che andrà a chiudere davanti la sua prova. Aspettiamo solo il tempo e vince Nardo Massimo sui Poggio con 30 e 50. Annuncio di squalifica per i 50 dorso assoluti nella serie 3 di 5. La corsia numero 5 di Anucci Davide è stato squalificato per arrivo irregolare. Vi ricordo per tutti gli atleti del 50 che dentro la cesta va messa anche le ciabatte, le vostre ciabatte. Rettifico, squalifica la corsia 5 Malaguti Francesca, città Sport Vicenza. Archiviati 50 dorso, passiamo al 50 farfalla, 6 le serie in programma. Per la prima serie sono già pronti, corsia 1, Malvone Vittoria, Uniano Nuoto, corsia 2, Marino Massimo 2001 Padova, corsia 3, Germano Giuliano, Uniano Nuoto, corsia 4, Ronaldo Leo Sport, corsia 5, Camillano Michele, Centro Nuoto Le Bandiere, corsia 6, Bussinello Elena CSS, corsia 7, Battisti Cristina, Viva 2001. Buon lavoro. Grazie. Ecco le quadre di ingresso, Malvone, Marino, Geromelli, Montaldo, Gambillara, Bussinello e Battisti, serie numero 6 dei 50 farfalla assoluti. Dentro la cesta vanno messe la sacca e anche le ciabatte, se poi volete ritrovare tutto all'arrivo.
Giusto il tempo di trasferirci, serie più combattuta, la
che hanno cercato di alimentare la vostra presenza nell'impianto. Un ringraziamento al gruppo ufficiale di gara, giudice arbitro Mariangela Coppe e Loris Vittoria, giudici di partenza Antonioni Mirko e Bertola Francesco, coadiutore Pissoli Daria. Gli altri giudici a disposizione: Calciolari Francesca, Lucchetti Luciana, Milani Dionira, Piccoli Roberto, Sartore Marco, De Bortoli Tommaso, Imperio Ludovica, Federico Roberto e Conti Alessandra. Un ringraziamento per il cronometraggio al cronometraggio automatico a cura della sezione di Venezia, responsabile del servizio Marco Riaco. La trasmissione streaming che vi permette di vedere la gara anche da remoto, da cronometristi sezione di Venezia, responsabile Elena Venturello. Il cronometraggio manuale con la sezione di Treviso, responsabile del servizio Sabrina Colombo. L'assistenza medica a cura della Croce Rossa Italiana, sezione di Treviso. E i medici della manifestazione, la dottoressa Barbieri Stefania e il dottor Gian Saffaetti. Adesso siamo pronti per sentire con partecipazione e trasporto per l'ultima volta l'inno d'Italia. Ringraziamo e consegniamo alla giuria, siamo pronti per partire con la gara dell'ultima sessione di gare, 50 rana e 50 stile. Non c'era più, no. Non c'era, incluso non c'era, perfetto,
Ecco che quando lui la sua maestà per la serie numero 9, corsia 2, Rosella Giulietta, MS Emilia, corsia 3, Bravato Chiara, Roncade Nuoto, corsia 4, Giacchetto Roberto, Pietro Nuoto, corsia 5, Galina Alessandra CSS, corsia 6, corsia 6, quindi Gabriella Camillo Gabbia. Alla partenza Rosera, Bravato, Giacchetto, Galina Tutilli. E inizia anche l'ultima sessione finale dei campionati italiani Valdo Veneto. Partiti per il 50 Lana, Rosella, Bravato, Giacchetto, Galina e Tutilli. Ecco che si va a schierare la serie numero 8, corsia 2, Battisti Chiara, Amico di 1001, corsia 3, Maghelli 1 della Riviera Nuoto, corsia 4, Russinello Elena del CSS, corsia 5, Pozzo Morena del GIS, corsia 6, Migliorini Diana, MS Emilia, corsia 7, Gabbi Fabio, Roncade Nuoto. Intanto siamo già a 3/4 di gara per la prima batteria. Vediamo in vantaggio la corsia 6 di Cutilli, che sembra destinata a toccare per prima, ultimi 5 metri, e Cutilli vince con 53,51 la batteria. Corsia 8 di quindi l'ordine primo di partenza è Battisti, Maghelli, Bussinello, Polfer e Gambini. Assente in corsia 6 Migliorini. È il turno della batteria numero 7, corsia 1, Vicenti Sara, Roncade Nuoto, corsia 2, Radola Valentina, Amatori Nuoto, corsia 3, Cercaturi Valerio Federico Gis, corsia 4, Callegano Franco, Campo Gabbia, in 5, Lumiere Enrico, Roncade Nuoto, alla 6, Bertone Stefano, Pietro Nuoto, alla 7, Sanabio Emanuele, Amatori Nuoto, chiude in 8, Cesco Lorenzo, Nuoto. Ventalasca superata per la batteria numero 8. Ultimi 10 metri. Corsia 4 all'arrivo per Bussinello Elena in 49,90. Pronti per la serie numero 7. Al netto delle elezioni la corsia 7 per la prima serie numero 7 parte con Rasola, Giacomo, Pruniera, Sanabio e Cesco, assenti, Vincenti, Callegari e Retto.
7, sembra avvantaggiata la corsia numero 2 e infatti Brasola Valentina 44-36 tocca per prima in corsia 2. Pronti per la serie 6, Spirito, Tanuso, Rinaldi, Camaioli, Migliaro, Trevisano, Stefano, Camaioli. Partita la 6, nella 5 troviamo corsia 1 del seguire Riccardo MS Emilia, corsia 2 di Annucci Davide Amatori Nuoto, corsia 3 Michele Canuccio Calvo Cappia, nella 4 Luca Termini Paolo Nuoto, 5 Marchi Dario Calvo Nuoto, 6 Röster Cristina Forma Nazare, 7 Benedini Alessandro Città Sport e 8 Diesel Margherita Padova Nuoto. Andiamo a vedere come si svolge la serie numero 6. Serie abbastanza combattuta, 3 sulla stessa linea, serie un po' avvantaggiata la serie 1 e 4. Tocca in 4 Cavaioli Ingo con solo 15 centesimi di vantaggio su Suriso Giancarlo. 43-60 per Cavaioli che vince la serie. In partenza Perseguini, Pianucci, Lucchetta, Luca, Marchi, Lotte, Benedini, Diesel. Passiamo alla 4, corsia 1 per Caminelli Marco, Alta Nuoto, corsia 2, Sartore Francesco, Gesco Olle, corsia 3, Bella Gamba, Marco Giovanni, Centro Nuoto Famiglie, 4, Contarini Marco, Napoli Nuoto, 5, Negro Arianna, Campo Campi, 6, Niccolato Massimo di Europa 7, Pokémon Francesco, Nuoto Mira, 8, Claudi Alessio, Octave Nuoto. In arrivo la serie numero 5, avvantaggiata la corsia numero 3 che lotta con il numero 5, ma tocca prima la numero 5, Malchi Dario vince la batte della serie con 40 e 38. Contiamo ben 3 defezioni su questa serie numero 4, quindi in partenza ci sono Sartore in 2, Bella Gamba in 3, Piccolato in 6, Pokémon in 7 e Ardi in 8. Partiti
anche qui qui sembrano tutti presenti, quindi 8 al Mio, Torò, Danzi, Paramento, Flori, Pellegrino, Pucci, Palumbo, Pessina. E subito arrivati alla serie numero 1, in corsia 1 Pito Alessandro Paolo Nuoto, corsia 2 Porto Davide Acquarino 2001, 3 Bernardo Michele Green Project, 4 Penale Daniele GP Nuoto Mira, 5 Pellittari Francesco Monte Nuoto, 6 Sandro Nicola Acquarino 2001, 7 Bernardo Stefano Natatori Treviso, 8 Begliotto Luca Green Project, serie numero 2 l'arrivo, accreditati tutti di sotto 40 secondi, infatti la serie è abbastanza compatta, al centro sveglia, corsia 3 e 4, tocca alla 4, Flori 36,69 e si confermano tutti gli atleti sotto i 40 secondi. Ora arriviamo alla serie numero 1 che va all'andata. Qui vediamo che spinga dell'attaccante di sotto 30 secondi. Tutti presenti atleti, anche qui si sente il rumore della prima batteria. Siamo pronti per giocarci questi 50 rana. Partiti, vediamo se Penale riuscirà a portare a casa anche 25 rana, già in testa del Filippo, mentre il corpo di vantaggio, tallonato però da Pellittari che non lo molla. Superata la metà vasca, Penale sembra ancora in controllo della gara, se ne vanno Penale e Pellittari. Ecco Pellittari che cerca di attaccarlo, ma Penale se ne va in vantaggio al tocco, Pellittari 31,39, 9 centesimi solo da Penale, 32,48. Vince questa gara Pellittari Francesco Monte Nuoto, 31,39. E ci buttiamo subito nei 50 stile libero, con la 12ª batteria che vede la corsia numero 2, la nostra amica Murato Giovanna Acquaria Vicenza, corsia 3, Bosco Marica Sabrina Roncale Nuoto, corsia 4, sempre Roncale, Malbone Vittoria, corsia 5, sempre Roncale Nuoto, Calore Vigi, e in corsia 6, ancora Roncale Nuoto, Bravato Chiara. È una batteria
Mai che vada vince la finale nuova. È già all'arrivo la corsia numero 3 che tocca in questo momento Boscolo, Bariga, Sabina e 42,56. Anche qui siamo tutti stanchi, tutti assopiti dal caldo, però mi sembra che la signora Murato Giovanna al suo arrivo si meriti un grande applauso per lo spirito master che ci insegna una volta che entra in acqua e che sfida se stessi in queste gare. Quindi caricatevi per favore, svegliatevi, attivatevi, state pronti che mancano solo 5 metri e state ad arrivare. Sì, avanti, andiamo e tocca, Murato Giovanna! Andiamo a presentare la serie 11 in corsia 2, 40 al mano, nuovo Capo Firenze, corsia 3, Colladoro Carico Centro, nuovo Lombardie, 4 per Ponte Morena Gis, 5 Gestore Arca Nuovo, 6 Nocera Giulietta MS Emilia, 7 per Sartori Laura, Jesolo Nuovo, che è assente la corsia numero 6 quindi alla partenza 40, Colladoro, Ponte, Gestore e Sartori per la serie numero 11. E siamo alla serie numero 10. La serie numero 10 è così composta: corsia 1, Vincenzi Sara, Montale Moto, in 2, Premier Enrico, Montale Moto, 3, Stefano Massimo, Montale Moto, 4, Martin Camillo, Moto, 5, Coalto Paolo, Forno Gradona, 6, Combinato Sicilia, Acqua Libre 1, 7, Callegari Franco, Cano Cappia, 8, Rori Roberto, 2001 Padova. All'arrivo la corsia numero 2, 40 al mano, 37 e 30 per vincere la serie numero 11. Fanno il loro ingresso. Allora, corsia 1, Vincenzi Sara, corsia 2, Premier Enrico, corsia 3, Stefano Massimo, 4, Martin Camilla, 5, Coalto Paolo, 6, Combinato Cecilia e 8, Rori Roberto.
centro vasca velocissimo, già agli ultimi 10 metri, corsia 4, che riesce a toccare per prima Manzin Camilla, 35 e 53, per vincere la serie numero 10. Ora faranno il loro ingresso in vasca la serie numero 9, corsia 1, Germain Giuliano, Locale Nuoto, corsia 2, Mori Maurizio CSS, corsia 3, Maruzzo Giuseppe, Natatorio Treviso, corsia 4, Benedetti Emiliano, Natatorio Treviso, corsia 5, Commenti Oregano, Nuoto Mira, corsia 6, Giacomuni Valerio Benedetto, GIS, corsia 7, Benedini Alessandro, Città Mori Centa, corsia 8, Nuoto Giorgio Manulla, 2001, Padova. Serie numero 9 al via, Geromel, Mori, Maruzzo, Benedetti, Commenti, Giacomuni, Benedini, Mastro Giacomo. Partiti, La Monaca, Cascino, Borghetto, Magni, Fattori, Portani, Giacomo, Lungo. E la presentazione così, Fattori sarà subito al comando. Fattori già agli ultimi 5 metri e vince la batteria in 29,79, seguito da Malfi, Borghetto a 32,43 e 32,92. Ora abbiamo la serie numero 7 pronta a entrare in vasca. Corsia 1, Marco Alessio Riccardo Nuoto, corsia 2, Pensieri Riccardo NS Emilia, corsia 3, Palumbo Simone Centro Nuoto delle Vie, corsia 4, Piero Alessio Centro Nuoto Stra, corsia 5, Magnato Cristian Tutto Tottura, corsia 6, Mattiato Alessandra Acqua Nuovo 2001, corsia 7, Salvatore Francesco Gesso Le,
Entra la serie numero 4. Al netto delle assenze abbiamo Matratti 1, Bertani in 3, Pessina in 4, Danzi in 5, Casarotti in 6, Fila in 7 e Moro in 8. Ci prendiamo un po' di tempo per presentare le ultime due serie. Annuncio di squalifica nella serie numero 3-12, l'atleta in corsia 3 Peretto Gianluca della Montemoto è stato squalificato per falsa partenza. Ora che sono stati comunicati gli assenti possiamo andare a presentare la serie numero 2 con calma.
serie numero 2, tutti gli atleti candidati di sotto 29 e subito andando a presentare la serie troviamo la quota rosa della velocità dalla Monte Nuoto in corsia 1 Beatrice Barcellona, corsia 2 Navigatori Nuoto Cagliotto Massimo, corsia 3 Acquarea Vicenza Piva Riccardo, corsia 4 compagno di squadra sempre Acquarea Vicenza Bevilacqua Michele. Saltiamo la corsia 6 Ronca del Nuoto la sua squadra Tonin Federico, in corsia 7 per la Leo Sport Pinenti Edoardo, chiude la batteria in corsia 8 atleta di casa Nord-Est H2O Lobo Giulio. L'atleta di casa conosce la vasca, sa che è tutta dritta fino in fondo. Siamo pronti, Barcellona, Gagliotto, Piva, Bevilacqua, Sani, Finetti, Lobo. Signora non può essere riprendere per portarsi in brio, perché se non resta là, non potrà io, non è così. Partiti, ovviamente tutti facciamo un po' di video per la Beatrice Barcellona, l'unica ragazza della batteria. Meta vasca superata, in centro